responsabile immigrazione della Lega Nord, Tony Vobi, in onda con noi. Buon pomeriggio, Tony. Buon pomeriggio a tutti, buon lavoro, buon Padani a tutti. Grazie mille, Tony. Ti chiamiamo per un commento su una circolare del Ministero dell'Interno retto da Angelino Alfano, che questa circolare insomma autorizzerebbe i comuni a far lavorare gratuitamente i profughi, i richiedenti asilo che sono ospitati nei comuni, e ti chiediamo da subito un commento su questa che è la notizia del giorno in tema immigrazione. Guarda, con questa affermazione del ministro Alfano stiamo assistendo ad un ritorno di schiavismo nella sua versione moderna, un'affermazione gravissima contro i diritti conquistati da chi ha fatto di questo Stato quello che è e che stanno cercando in questo momento di depennare in così poco tempo. Per fare il lavoro socialmente utile ad un cittadino italiano ci vogliono una serie di controlli e assicurazioni vari, una burocrazia senza fine che li governa, no? E poi vedi avanzare una proposta senza senso da un ministro di uno Stato civile. Forse questo ministro non conosce la legge che regolano il mondo del lavoro di questo paese in cui è il ministro. Bene, è vero che la storia si ripete, ma non avrai mai immaginato o creduto che la schiavitù potesse ripresentarsi in modo evidente e chiaro. Questo è quello che si tratta, attraverso una proposta di un ministro di un paese che si reputa civile. È una vergogna, veramente, è una vergogna. E questa davvero è una notizia che ha mobilitato non solo la Lega, che ha ovviamente chiesto le dimissioni di Alfano e criticato, come sta facendo Tony Vobi, questa idea, ma anche il Partito Democratico con Gennaro Migliore, ma anche SEL col capogruppo Arturo Scotto, anche i Verdi, anche la Santanchè, tutti che dicono questo è schiavismo. Certo che è schiavismo. Questo ministro veramente deve vergognarsi, veramente. Sta facendo fare brutta figuraccia a questo paese, al di là del governo che rappresenta il paese. Vabbè, al di là di questo, il fatto che questo non merita di essere ministro di questo paese, ministro dell'interno. Guarda che il ministro dell'interno è una carica molto importante per la sicurezza interna di una nazione, no? Certo, è quello che deve tutelare l'ordine, non creare il caos o creare le condizioni del caos. Ma penso che lui non si rende conto che i veri nemici sono i trafficanti di esseri umani, che è uno dei maggiori fonti di ingresso criminale economica, no? Oltre che fare guerra all'invasione fiscale o dei trafficanti di droga, questo è il peggior crimine del nuovo millennio e non si rende conto. Sì, qualche giorno fa, guarda Tony, qualche giorno fa abbiamo ricevuto una telefonata di una persona che diceva: guardate che noi siamo nel presente e non ce ne rendiamo conto, ma tra 20-30 anni la storia ci chiederà conto di questo traffico di esseri umani. È una percezione che tu hai? Questa, ma amici, io mi rifiuto di credere che non sanno quello che fanno, poi che si tratta di un progetto ad hoc voluto dai potenti europei, di cui i servi italiani devono obbedire e portare avanti. Questo è quello che si tratta, perché questo è il nuovo business del nuovo millennio. E questo al netto è questo. E questo è il punto. Tony, ti volevo chiedere, abbiamo 9 minuti, ti va se riusciamo a prendere anche qualche telefonata in diretta? Benissimo. Allora, se volete 0266 20 35 29 per parlare anche in diretta con Tony Vobi, responsabile immigrazione della Lega Nord. Mentre aspettiamo le vostre telefonate in diretta, c'è una domanda da fare a Tony Vobi. Insomma, è stato localizzato lo scafo che contiene il carico di morte, 800 i morti del 18 aprile. È possibile che questa tragedia si ripeta se non si mette in qualche misura mano alle cause? E questa è una parte, diciamo, retorica. Come si fa a mettere mano alle cause, Tony, di questa immigrazione? Guarda, le cause lo sappiamo e loro lo sanno anche come risolvere i problemi. Abbiamo sempre, il nostro segretario federale Matteo Salvini ha sempre proprio avanzato delle proposte ben precise e concrete, ma non ci sentono, non c'è la volontà politica di attuare nessuna, perché è un business. È come depennare un po' le loro fonti di guadagno. Certo.
per aiutarli, per depennare questa cosa, poi bisogna aiutarli e poi bisogna anche coinvolgere assolutamente anche le istituzioni internazionali competenti, no? Perché l'Italia parla, fa un voce grosso interno, mentre con quell'arroganza del nostro rappresentante del governo, ma non riesce mai a farsi valere anche fuori dall'Italia. L'ONU dov'è? Devono coinvolgere l'ONU. Se non riescono a coinvolgere la comunità europea, e questa Europa così com'è non esiste. Non so perché siamo dentro la comunità europea a fare che ogni volta che ci sono dei problemi si difilano, ma quando c'è da penalizzare i cittadini sono sempre pronti e i servi sono pronti ad obbedirli. Esatto, è forse un fenomeno ancora più triste. Prendiamo la prima telefonata in diretta per Tony Vobi, 0266 20 35 29. Sentiamo chi è il primo. Pronto? Pronto, Raimondo da Padova. Ciao Raimondo, sei in onda con Tony Vobi. Piacere di sentirla, Vobi. Allora, pensavo che malauguratamente la gente pensasse che è giusto far lavorare anche gratis questi che arrivano. Il prossimo passo diventa: perché non anche i disoccupati italiani? E dopo, perché non anche quelli che paghiamo poco? Paghiamo tutti zero, tutti devono lavorare gratis per lo Stato. Quello che diciamo tutti i giorni. Grazie mille. Grazie mille. Dicevi, Tony? Che, vedi, noi parliamo tutti i giorni, ci confondono le acque con questa invasione, perché è di ciò che si tratta, dimenticando che in questo paese ci sono italiani dimenticati, no? Quando parliamo degli italiani dimenticati, guarda, ci sono più di 44% dei nostri giovani senza lavoro e nessuno li pensa. Perfino anche Cameron, il primo ministro di Inghilterra, si sta lamentando che ci sono troppi italiani, giovani italiani a Londra, senza dimenticare che ci sono anche 300.000 gli esodati di questo paese, senza dimenticare i nostri anziani, i pensionati che non riescono mai a conciliare la cena con il pranzo o pranzo con la cena che sia, no? Senza dimenticare che ci sono anche tanti di quei disabili in questo paese veramente che aspettano ancora una risposta. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, sei in onda, come ti chiami? Giovanni Giuseppe di Varese. Ciao Giovanni. Volevo dire, no, per me non è una forma di schiavismo, è una forma per dare anche loro un contributo, no? Visto che sono mantenuti praticamente, no? Dalla testa ai piedi, e fino a quando non saranno riconosciuti, che ne so, per dargli asilo politico, no? Sì. Che sono in grado magari di mantenersi da soli, ben venga anche questo. Lo so che anche i nostri non lavorano, però i nostri non lavorano, questi qui sono mantenuti, non fanno niente, ben venga che facciano magari qualche lavoro secondario, no? Secondo me. Sì, anche se, scusate se insomma porto una parte di oggettività, mettiamo che gli facciamo tagliare il prato del comune, la cosa più semplice del mondo, comunque c'è un giardiniere che non taglierà quel prato. Quando si mette un lavoro servile o volontario, in questo caso non sarebbe neanche volontario, sarebbe proprio obbligatorio, si toglie acqua a un'economia, peraltro l'economia di base su cui vivono i comuni, nel senso che i comuni vivono moltissimo in questi appalti a chilometro zero, quindi non so Tony come la pensi. Sì, ma guarda, questa tu hai narrato la realtà. Vedi, gli enti pubblici, questi nostri governanti non vivono sul territorio, non conoscono la realtà degli italiani che sono chiamati a governare, no? E gli enti pubblici ormai oggi sono ridotti alle ossa, nel senso che ogni anno vengono diminuiti i trasferimenti dello Stato agli enti pubblici. Non riescono più neanche a gestire tutti i servizi territoriali e in più vogliono giustificare, no? Di far lavorare gli immigrati clandestini, perché di ciò che si tratta, non sono rifugiati veramente. I pochi rifugiati meritano di essere aiutati, ma questi che sono veramente i clandestini bisogna rispedirli a casa loro e aiutarli in loco, se vogliamo essere. Però prima cominciamo ad aiutarci a vicenda, aiutando i nostri popoli che sono in questo momento stanno vivendo difficoltà non indifferenti. Sarebbe opportuno mandarli sul territorio per vedere un po' come vivono gli italiani.
Prendiamo le ultime due telefonate con Tony Vobi. Pronto? Allora, se sono io, un grande saluto a tutti, Claudio dalla provincia di Cuneo. Ciao Claudio. Ciao a tutti, vorrei fare i miei vivissimi complimenti al nostro fratello Tony, che ha una limpidezza, un'intelligenza, una capacità politica di definire i problemi che è grandissima. Mi spiace solo non vederlo mai alla televisione, dove il bacino d'utenza sarebbe ancora più grande, proprio perché potrebbe lì portare una grande testimonianza di chi ha una grande visione di prospettiva. Quindi grande Tony, continua così, ti vogliamo bene. Grazie mille Claudio. Io l'ho sempre detto, dicendo che in questo paese non ha bisogno soltanto di due riforme politiche e giudiziarie, ha bisogno di una terza riforma che si chiama riforma della media, dell'informazione di questo paese. Ed è per questo io detesto maggior parte delle informazioni di questo paese sono voce dei padroni. Voce del padrone li definisco così, ma preferisco anche avere un contatto con i territori, con la gente sul territorio. Parlando con loro, come fa anche il nostro segretario Matteo, lo sta conquistando, sta svegliando la coscienza popolare. È quello che dobbiamo fare. Dopodiché andremo anche in televisione senza problemi. Prendiamo l'ultima telefonata con Tony Vobi. Pronto? Pronto, buonasera. Pronto, sono in linea? Sì, sei in onda, ciao. Ciao, telefono dal Piemonte, Gaspare. Ciao Gaspare. Chiederei a Cécile Tien cosa ne pensa di questa proposta. Cercheremo di contattarla. Nel frattempo diamo un commento finale a Tony Vobi su quello che ci siamo detti su questo fenomeno dell'immigrazione e sul fatto che, insomma, quando si crea un business difficilmente poi coloro che ne traggono beneficio possono essere gli stessi che lo disinnescano. Io mi chiedo se non sarebbe giusto, nello spirito di un vero atto di solidarietà, spendere 10 euro su quei 35 euro che spendono oggi, no? Per aiutarli in loco senza strapparli dal loro ambiente naturale, nel seno del nostro credo, quello che è aiutiamoli a casa loro, no? Certo. E questo sarebbe il risultato finale. Questo non è un'accoglienza assolutamente, questo è un sfruttamento degli esseri umani. L'ultimissima domanda, moderno. Tony, ultimissima domanda flash. Un amico ci scrive, Walter da Mestre, dice: che ne pensi, Tony, di una tua candidatura a Milano? Non sono io a decidere questo. Ma se te lo chiedessero, sì, no, forse? Sì, ma guarda, io credo fortemente che bisogna cominciare sempre dal territorio. Bisogna sempre perché il territorio è la base di ogni nazione, capito, no? Sì. Va bene, dai, non ti esporre, va bene così, Tony. Okay, grazie mille, Tony Vobi, ti salutiamo ciao, con una traccia del discorso che potresti fare. No, la possiamo mandare? Un minuto, no? No, non ti salutiamo con la traccia perché la pubblicità ha le sue regole. Sì, in effetti è scattata proprio ora e quindi mi inquino alle esigenze commerciali e avanti con i consigli per l'acquisto. Nei supermercati PAM e ipermercati
E questa è When the Tigers Broke Free, ma non si parla di animali esotici. I Tigers in questione che cantano i Pink Floyd sono i carri armati tedeschi ad Anzio, e la storia che racconta questa canzone è la storia del padre di uno dei Pink Floyd, per la precisione dello scrittore di questa canzone, Roger Waters. Suo padre morì proprio ad Anzio e gli dedicarono questa canzone, i Pink Floyd, quando le tigri si liberarono, ed è così un nostro modo per ricordare che oggi sono 70 anni che l'Europa quantomeno è in stato di pace. 70 anni fa finiva con la resa della Germania la seconda guerra mondiale, e per chi ha la sventura di ascoltarci con una certa assiduità sa che nelle nostre chiacchierate con Gilberto Neto siamo soliti partire dalla storia per poi trovare anche le analogie con l'attualità, e io direi oggi di partire proprio da qui, da questi 70 anni di pace. E intanto però salutiamolo, se no come facciamo senza salutarci? Buon pomeriggio Gilberto. Salute, buon pomeriggio, sono in macchina sotto l'acqua. Ah vabbè, però in macchina, se non è una decappottabile, dovrebbe non essere un problema. La decappottabile l'ho lasciata da tanto tempo. Ecco, quindi quantomeno non ti bagni, meno male che l'hai lasciata la decappottabile. Allora Gilberto, 70 anni di pace in Europa, si può dire che è vero, oppure in realtà c'è stata una guerra strisciante, che è stata la guerra fredda, ci sono delle tensioni che magari non sfociano più fortunatamente sui carri armati, ma si sfociano con la speculazione finanziaria? Insomma, qual è la lettura che dai di questi 70 anni? Diciamo che sono 70 anni di assenza di guerra dichiarata, però come hai già anticipato tu, di cose ne sono successe. Poi noi siamo un pochino abituati a guardarci noi nel senso della Repubblica Italiana, che effettivamente siamo rimasti al di fuori da quasi tutti questi problemi, però non lo so, la vicina Francia si è fatta quante guerre coloniali da allora? Almeno un paio. Per non parlare dell'Irlanda del Nord con i suoi problemi, per non parlare della guerra civile di fatto che c'è stata nei Paesi Baschi, eccetera, eccetera, Jugoslavia. Quindi non è proprio così, senza dimenticare le invasioni di carri armati sovietici in Polonia, in Ungheria, in Cecoslovacchia. Diciamo che nessuno ha mai dichiarato guerra a nessuno, ecco, questo. Però ogni paese, in questo senso sono 70 anni di pace. Ecco, però ogni singolo Stato nazionale in questi 70 anni non è stato esattamente in pace, né con gli altri né con i suoi stessi popoli. E forse questa è, diciamo, la prima riflessione che si potrebbe fare, no? Sulla seconda guerra mondiale, 70 anni di distanza, che togliendoci tutte le ideologie, il comunismo, il nazismo, il fascismo, che se vuoi rappresentano la parte epica di questa faccenda che ancora oggi scalda i cuori, al netto di tutto questo è stata la prima guerra totale degli stati nazionali. Nella prima c'erano ancora degli imperi, ad esempio, invece la seconda guerra mondiale è stata quella dove lo Stato nazionale ha proprio svelato la maschera. È una chiave di lettura che condividi? Sì, è vero. Posso chiedere al regista di alzarti un po' la voce perché ti sento molto distante. Okay. Sì, è vero, ma l'abbiamo già detto altre volte, e poi in realtà la guerra di cui si commemora la fine oggi in realtà era semplicemente il secondo tempo di un film cominciato nel 1914. Dove sì, è vero quello che dici tu, dove i protagonisti non c'erano più imperi protagonisti, ma erano tutti stati nazionali. Tu hai detto abbastanza giustamente che bisogna liberarci dalle incrostazioni ideologiche. Un appunto che si può fare a questi 70 anni di pace è che in realtà parlo della situazione italiana, pace vera e propria in termini ideologici non è mai stata fatta, non è mai stata firmata. Voglio dire, i vincitori continuano a rimarcare con molta baldanza di essere stati vincitori e i vinti devono continuamente subire il fatto di essere stati vinti. Non è stata una pacificazione che ci si può aspettare da una guerra come quella
combattuta fino al 45 nella parte settentrionale della penisola, che è stata di fatto una guerra civile. Per cui uno strascico, diciamo, ideologico, ma non solo ideologico, della guerra c'è ancora c'è qualcuno che in nome di che è successo 70 fa accampa diritti rispetto ad altri che invece non possono accamparli. Diciamo che una pacificazione vera non c'è mai stata, insomma, l'amnistia Togliatti ha soltanto cancellato reati e carceri, però non ha in realtà cancellato quella ferita che è stata creata da una guerra civile. Ecco, forse il dato principale, e lo dico mentre intanto apro le linee, scusatemi, da casa allo 0266 20 35 29 per interferire nella nostra chiacchierata, forse il dato principale è che un conto sono gli stati, un conto sono i popoli. E il voto inglese di ieri ce l'ha ricordato anche chi non vuole più ricordarselo, perché una delle forze politiche che ha fatto il boom non è stato tanto l'UKIP di Farage, ma lo Scottish National Party, che ha preso insomma tutti i voti che poteva prendere in Scozia. Sono popoli possiamo usare questa espressione palluti, nel senso che qualche mese fa c'è stato un referendum. Gli inglesi e gli unionisti in generale hanno raccontato un sacco di cose, fatto un sacco di promesse agli scozzesi perché non decidessero di separarsi. Gli scozzesi hanno fatto un atto di buona volontà, votando, sia pure a ampissima maggioranza, di restare con gli inglesi. Poi queste promesse, nessuna di queste promesse è stata mantenuta, e queste se ne ricordano, voglio dire. Pensa quante promesse non mantenute hanno dovuto subire gli italiani, i cittadini della Repubblica Italiana, senza che nessuno reagisca. Invece questi reagiscono da popolo civile. Ci avete presi per i fondelli, ci avete raccontato che aveste fatto tutta una serie di cose, ce le ricordiamo, no? Chiedo scusa, ci ricordiamo tutto questo incremento di devoluzione rispetto ai diritti del popolo del Parlamento scozzese. Niente di tutto questo è stato fatto. Bene, la prima occasione che gli scozzesi hanno avuto, ha detto bene, adesso si ricomincia, e mi sembra che questo sia veramente una dimostrazione di essere popolo. Ecco, una dimostrazione di essere popolo che non si può richiedere, diciamo, a quello italiano, che popolo non è, l'abbiamo raccontato tante volte, anche se qualche tentativo di rimaneggiare così i simboli dell'identità nazionale è stato fatto, perché all'inaugurazione di Expo c'è stata quella modifica dell'inno nazionale sulla quale ti volevo interrogare, insomma, da siamo pronti alla morte a siamo pronti alla vita. Sì, è lo scotto che si paga quando si vuole fare le trombonate, no? Questo paese che bellicoso, militarista, eroico e combattente e guerriero non è mai stato, che si è dato un inno che sembra l'inno dei Gurkha, no? C'è una cosa da bellicosa tribù delle praterie nordamericane. Siamo pronti alla morte. In realtà se visto che mai nessuno è stato pronto alla morte, quindi è una semplice presa d'atto quella di cambiare queste cose. In realtà dovrebbero cambiare parecchie altre, però se vogliamo metterle se vogliamo vedere e aggiungere ridicolaggine a ridicolaggine, anche se anche cambiare per strada l'inno, non so, la Marsigliese potrebbero cambiare qualche strofa, ma non farebbero mai. Beh, se l'invecchiamento della popolazione prosegue, almeno all'inizio dovranno cambiarlo della Marsigliese. Sì, appunto, qualcosa va fatto, potete tradurla anche in arabo se va avanti così. Esatto. Potrebbe essere un'idea, guarda, stai attento Gilberto, perché se ci ascoltano secondo me la faranno la Marsigliese in arabo, se già non esiste. E tornando alle cose, però... Sai che la Marsigliese è stata per decenni e decenni una sorta di inno internazionale dei rivoluzionari in tutti i paesi, e quindi non mi stupirei che già ci fosse. Probabilmente c'è già, in effetti. Però ecco, ti volevo portare anche sulle cose di stavo per dire Casa Nostra, forse è meglio dire Cosa Nostra, citando anche un famoso libro, perché insomma questo è un paese dove la priorità è stata la legge elettorale e l'ultima di Angelino Alfano, quella di far lavorare gli immigrati. È possibile che nemmeno si riescano a identificare delle priorità precise in questo paese? Ma io poi non è che io sia del tutto d'accordo sul fatto che non siano
priorità. Voglio dire, tutti hanno sempre cercato di sminuire questa cosa, giustamente anche della legge elettorale, che ci sono delle cose più importanti, sono totalmente d'accordo, c'è un problema di emergenza e ci occupare della legge elettorale. Poi la legge elettorale è un po' il meccanismo che permetterà a questi signori di continuare a fare quello che vogliono, dandosi anche una legittimità, tra virgolette, democratica. Per cui, non è poi completamente vero che la legge elettorale sia una cosa marginale, perché poi voglio dire, qualcuno l'ha detto, non dico niente di originale, ma il fascismo è arrivato al potere, ha subito cambiato la legge elettorale, se l'è fatta ad hoc e non ha avuto più problemi per 20 anni. Io non vorrei che così fosse, ecco. Quindi sì, è vero, è marginale rispetto a tutta una serie di altre cose, però bisogna comunque starci attenti a queste cose. Ecco, infatti, per quanto riguarda la legge elettorale. più che legge elettorale, cose, volevo insistere su un punto qui, perché almeno non perdiamo il filo, perché sulla legge elettorale c'è una riflessione secondo me di sistema da fare, perché la legge elettorale in sé è certamente importante, però si vede che c'è una vera e propria svolta centralista se questa legge elettorale noi la mettiamo all'interno di una riforma in cui scompare il Senato elettivo e che diventa una Camera puramente onorifica per, diciamo, questo o quell'altro mezzo peones della politica regionale, senza più competenze perché c'è un assalto alle materie concorrenti. Insomma, il tutto è da inquadrare comunque in una svolta centralista e questo rende tutto più pericoloso. Qui siamo nella restaurazione più totale, si rischia di arrivare ad una situazione pre-1970 con l'aggravante della legge elettorale, perché la legge elettorale il proporzionale puro su cui si è retta la Repubblica Italiana decenni e decenni, di cui tutti hanno sempre parlato male, ma in realtà è un'ottima legge, no? Non a caso somiglia moltissimo a quella svizzera di oggi. C'era bisogno di qualche correttivo, benissimo, c'è sempre bisogno di correttivi in tutto, però siamo arrivati all'estremo opposto, insomma. Il problema è che qui non c'è più rappresentatività. Ecco, come autonomisti, e qui arrivo, seguo e prendo il volo la tua provocazione in senso buono, come autonomisti dobbiamo stare molto attenti invece a questi meccanismi elettorali. Come autonomisti noi siamo vittime, essendo per ovvie ragioni marginali, sia in termini, soprattutto in termini geografici, gli autonomisti sono le prime vittime delle leggi elettorali di quel tipo lì, di quelle leggi elettorali tipo centralista, come quelle che c'è. Poi è vero, accompagnano questa, per esempio, a questa intenzione che affiora sempre più spesso, che è definita di far sparire le regioni a statuto speciale. Ma attenzione, non la regione Sicilia a statuto speciale, qui la guerra è contro il Tirolo e Val d'Aosta, questa è una vecchia storia, no? Quindi c'è questo disegno. L'eliminazione del Senato, invece che trasformare, come è stato proposto in maniera intelligente qualche anno fa, il Senato in un Senato delle autonomie, che fosse espressione delle autonomie, che si occupasse delle materie che riguardano le autonomie, no? Lo fanno sparire, lo fanno diventare un dopolavoro di nominati altrove che vanno lì ogni tanto a Roma a farsi la matriciana assieme, che non conta più assolutamente niente. Tempo fa, quando si era cominciato a parlare di legge elettorale, c'erano state delle proposte e anche da parte di alcuni di noi è stata avanzata la proposta, per esempio, di fare il Senato la Camera delle Autonomie, ma che fosse eletta in maniera diversa dalla Camera dei Deputati, per esempio non più grazie al numero di abitanti, ma grazie al prodotto interno lordo, che sarebbe stata una cosa detta molto provocatoriamente, però voglio dire, da una parte contano i numeri di abitanti, dall'altra, perché no, conti il censo. Qui che ci sarà chi si faccia testi, perché una cosa del genere c'è stata per decenni dopo l'unità d'Italia, ma allora c'era solo il censo, non c'era una doppia rappresentatività, una doppia rappresentanza. C'era invece, guarda caso, e ci ricolleghiamo all'inizio del nostro ragionamento, nella legge elettorale dell'impero asburgico, che invece era fatta su un complicatissimo sistema
di sovrapposizione di numeri 100 e autonomie. Finita male, non la legge, ma la povero impero. Beh, però c'è voluto una guerra mondiale, che non per stabilità interna è finito male. Non riesco a sentire. No, dicevo che l'impero austro-ungarico è finito male per una guerra, non è che è collassato al suo interno, se non durante la guerra. Avevo un sistema di rappresentanza che era assolutamente perfetto, direi all'avanguardia. Ecco, però la vera domanda che ci riporta all'attualità, Gilberto, è questa, ed è quella che faccio a tutti gli autonomisti che sento. Perché culturalmente l'autonomismo in Italia ha perso così tanto terreno? Sono bastati gli scandali delle regioni, gli scandali degli enti locali, la crociata assurda contro le province, per sgretolare un fronte di opinione che sembrava solido, diffuso e davvero trasversale, che invece si è andato in mille pezzi. Com'è stato possibile? Ma innanzitutto per la potenza di fuoco del centralismo. Sono 20 anni che questi attaccano gli istituti regionali, attaccano le autonomie e si suonano l'inno di Mameli. Questo ha un suo senso. Poi mettiamo che anche colpe nostre. Noi, mondo autonomista, non siamo stati capaci di tenere bella forte la tensione sul tema, sui temi. Vedo che anche oggi, insomma, ci sono dei cedimenti che sono molto pericolosi. E invece bisogna continuare a tenere alto il bandito, diceva Bossi una volta, cosa che purtroppo tutti assieme facciamoci un piccolo esame di coscienza, non l'abbiamo fatto. Non si parla più di... per esempio la legge elettorale poteva essere un'ottima occasione per ricominciare a parlare di rappresentanza delle autonomie, dei diritti delle autonomie di essere rappresentate, ad esempio. Devo dire, noi lo continuiamo a fare, l'abbiamo fatto anche parlando di prima guerra mondiale, però su tutte le cose. Io sono vecchio per ricordarmi il 68, c'erano i compagni all'università che interpretavano il marxismo in maniera totalizzante, cioè riuscivano a dare un'interpretazione marxista di qualsiasi cosa, ivi compreso l'accoppiamento delle allodole. No? Ecco, noi non dobbiamo arrivare a quei punti, noi dovremmo insistere, è un lavoro culturale duro, forte, faticoso, nel dare l'interpretazione autonomista, anzi indipendentista, di tutto, dall'economia ovviamente alla storia, ma anche ai diritti atmosferici. Ovviamente esagero, però la colpa è un po' nostra. Nelle scuole quadri dei partiti autonomisti si parla di queste cose. Quanti ragazzi al di sotto di 25-30 anni sanno chi è Gianfranco Miglio, Benedetto Cattaneo o Sturzo o tutti questi altri personaggi dei quali tutti noi invece un pochino più anziani abbiamo attinto la nostra passione autonomista e indipendentista. Quindi c'è una colpa anche nostra, evidentemente. Sì, evidentemente, ecco, questo direi che è un'autocritica che però serve se la si può ancora declinare ad oggi. E quindi la domanda che ti faccio è: oggi secondo te il messaggio autonomista ha strada in Italia, oppure è in una fase, e ci sono queste fasi per tutti i pensieri, per tutti gli orientamenti, che sono le fasi di riflusso, in cui insomma torna a essere anche più fascinoso, perché torna a essere un po' carbonaro, un po' mormorato, in questo senso. Secondo te in che fase siamo? Sicuramente è una fase di, nel senso che di queste cose magari si è parlato a sproposito, si è parlato male, e poi, come tu hai anche anticipato, devo dire che tanti autonomisti poi alla prova dei fatti non si sono comportati come eroe alla ricerca del Santo Graal. Gli esempi ovviamente ingigantiti dalla propaganda centralista, però voglio dire, qualcuno che ha fatto curvo, che non si è comportato come avrebbe dovuto nelle amministrazioni locali, c'è evidentemente. Non abbiamo neanche tentato di spiegare queste cose dicendo: ma attenzione, c'è perché viviamo in un sistema centralista, perché se fossimo un sistema autenticamente autonomista, quello che si faceva rimborsare i soldi del matrimonio della figlia l'avrebbero accorpato immediatamente, ma grazie al sistema molto mediterraneo che ci governa a livello statale, che tutto questo è stato possibile, salvo poi tirarlo fuori quando fa comodo e dargli una dimensione folle. Proprio stamattina sentivo Cainarca che raccontava di un
un consigliere regionale della Calabria a cui hanno fatto un maxi sequestro di 800 milioni di euro. Ecco, quasi una manovra finanziaria adesso. Potete comprare, poi, capite? Però zitti tutti, tutto va bene. Quindi c'è anche questo. Per tornare alla domanda, ma lo spazio c'è, perché poi i problemi non sono cambiati. Se si vanno a vedere le statistiche, ci sono sempre 4 regioni della Padania che mantengono tutti gli altri e vengono ripagate con secchiate di merda. Cioè, questo non è mai cambiato. Per cui è da lì che si deve ripartire. Oltre a tutto il resto, queste sono un po' affievolite, diciamo, le pulsioni identitarie di tipo tradizionale. Cioè, una volta bastava un accento o la mancanza di conoscenza di una lingua locale per scatenare. Queste cose magari non funzionano più, anche perché purtroppo ci sono passati altri 20-30 anni e il centralismo in tutte le sue componenti ha lavorato bene. Però quantomeno il problema di deprivazione economica, ma ritorneremo nelle prossime settimane, è lì, è tutto lì, non è per niente diminuito, anzi è cresciuto. Quindi diciamo che a livello razionale gli argomenti sono tutti in piedi, anche per demerito degli autonomisti che evidentemente non sono riusciti a risolvere nessuna delle contraddizioni che avevano denunciato. A livello invece, diciamo, più emotivo, c'è bisogno di fare uno scarto e di riuscire a rideclinare, immagino, queste battaglie in un modo che sia efficace, perché se la Scozia è un esempio troppo facile perché loro hanno, diciamo, una storia di indipendentismo molto antica, la Catalogna è uno stato che si è inventato da poco tempo. Pronto? No, ho fatto la domanda, non so se l'hai sentita, Gilberto. Ho sempre solo in parte. Guarda, ti faccio proprio la sintesi della domanda, che era, insomma, uno Stato nuovo lo si costruisce anche. L'esempio catalano insegna, lì c'è stata un'idea di costruzione, non dico a tavolino, ma quasi di una nuova nazione. Va bene, tolgo il punto di domanda e metto un punto esclamativo, insomma io la vedo così, perdonatemi, abbiamo avuto qualche problema di collegamento e abbiamo anche pochi minuti e adesso vediamo se riusciamo giusto a fargli un salutino con Gilberto Neto, che, lasciatemelo dire, nelle prossime puntate farà, quando sarà a casa tranquilla, faremo quei collegamenti con la linea più stabile, la promessa puntata sulla bibliografia del Guerrone e ovviamente poi è nelle librerie, il Guerrone sta per uscire, quindi stavo per chiedergli anche questo e a breve insomma potremo farne anche qui da Radio Padania una recensione, per quanto insomma noi sappiamo già quali sono gli argomenti che ha toccato. Adesso vediamo se riusciamo a fare ultimo minuto con Gilberto, altrimenti vediamo di mandare un'altra canzone che avevamo preparato qui per celebrare i 70 anni della fine della seconda guerra mondiale, ed è una canzone, quella che manderemmo, che è una canzone che mandiamo, sì, no, ce l'abbiamo, che manderemo, ok, la teniamo lì e non vi dico allora che cos'è, perché così state lì a fare un po' di thriller. E intanto prendiamo di nuovo Gilberto. Ciao Gilberto, rieccoti. Eccomi qua, chiedo scusa, c'è stato un tentativo centralista di far cadere la linea, va bene. Allora Gilberto, scusa, abbiamo pochi minuti. La domanda che ti facevo alla fine è propedeutica a quello comunque che ci stiamo per dire, che stiamo per iniziare, tu stai lavorando a un progetto per tornare a parlare di Padania e di indipendentismo. Vuoi anticiparci qualche elemento? Sì, abbiamo pensato di fare una sorta di, così un po' pretenzioso come titolo, ma in realtà sono delle conversazioni, una sorta di lezioni sulla Padania, cioè di ricominciare da zero, no? Pensando a tutti quelli che per ragioni anagrafiche certe cose magari non le hanno mai sentite o le hanno sentite soltanto pezzetti o fare pieghe dei discorsi. Ecco, fra qualche settimana ricominciamo a fare un ragionamento dall'inizio, dalla prima elementare, del perché c'è bisogno di Padania, di autonomia, di indipendenza, di federalismo e tutto il resto. Quindi lo faremo in maniera scolastica, se così si può dire. Ecco, quindi non temete, però non ci saranno i voti e le interrogazioni, questa è l'unica cosa buona, quindi la scuola nel senso migliore. Non lo so. No, cosa non lo so. Allora, ultima... L'unico che posso interrogare a cui dare i voti sei tu, per cui... Ah beh, ma io guarda,
ti farò il 68 in diretta, preparati. E ti volevo chiedere un'altra cosa invece più d'attualità, più pratica. Il Guerrone dove lo si trova? Dunque il Guerrone è stato stampato, il Guerrone è in giro, dall'editore lo si trova già, non si pretende di trovarlo in libreria, anche perché i distributori, che sono la distribuzione libraria, che è un'altra di quelle operazioni un po' mafioso-massoniche, che favorisce soltanto i grandi editori, ovviamente non aiuta i piccoli editori. Però via internet si può ordinare alla casa editrice Il Cerchio, che è www.ilcerchio.it, purtroppo .it, ma stanno cambiando anche loro. Il libro è disponibile. Credo che fra qualche settimana sarà disponibile anche attraverso le varie strutture di vendita di libri via internet. Poi qua e là cominceremo a presentarlo. Mi sembra che Paraíso stia organizzando un convegno su questo tema, per cui ci saremo un po' per volta. Intanto Gilberto, penso tu sia contento. Stefano da Lumezzane, da Brescia, ci scrive che il Guerrone lui l'ha già acquistato, quindi una copia è già andata. Comunque, a parte questo, nelle librerie non ci sono, però uno può andare a ordinarlo, si va nella libreria del paese dove non si può pretendere che ci sia la distribuzione del Cerchio, ma si dice io voglio questo libro, casa editrice Il Cerchio, tempo 5 giorni, il libro arriva. Non bisogna aver paura di chiedere, bisogna andare a cercare. Chiedetevi sarà dato, chiudiamo evangelicamente, ma non senza il saluto finale di Gilbertone. No, io però mi dispiace. Abbiamo 30 secondi. Ma avevi fatto anche un'altra domanda a cui volevo rispondere sul lavoro coatto, sul quale invece non sono d'accordo con quello che è stato detto, ne parliamo un'altra volta. Stiamo lì col lavoro coatto, ne parliamo un'altra volta. Grazie mille Gilberto. Sprofondi Roma con tutti i lavoratori non coatti. Grazie mille, e coatti anche nel senso dei fil di Verdone. Adesso un po' di pubblicità, un po' di GR e poi l'ultima mezz'ora della venerdì di Rebelotto, non mancate. Vi ricordate la prima lezione di guida? E il primo weekend con gli amici? E la prima revisione? E la prima volta che vi ha lasciato a piedi? Sveglia! È un rottame! Rottamatelo! Attenzione! Maggio è l'ultimo mese per rottamare. Su tutta la gamma Lancia e Fiat hai 2.000 euro di incentivo. E in più, con formula super rottamazione, Y è tua a 8.500 euro con 5 porte e clima. Offerta valida fino al 31 maggio, salvo approvazione FCA Bank. TAN 595 TAIC 906. Info su lancia.com.